E il prefetto della provincia di Pordenone, Domenico Leone, si è recato in visita oggi in questura, ricevuto dal questore Marco Dorisio, che gli ha formulato gli auguri per il nuovo incarico. Nella circostanza il prefetto ha espresso il suo indirizzo di saluto a tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, ricevendo dal questore, a testimonianza dell'odierna visita, ovviamente un in bocca al lupo e un buon lavoro, ovviamente anche da parte della questura stessa. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia di Stato, grazie per essere Grazie a voi, ben ritrovati. Beh, sentite, insomma, c'è il tema chiaramente delle uscite domenicali che ha tenuto banco, c'è il tema anche dei controlli e c'è un tema di un Natale che si avvicina e che ovviamente non sarà gioco forza come quelli degli anni scorsi. Sì, ben ritrovati. Intanto mi permetta un ringraziamento al signor prefetto appena giunto in città, che provvederò ad andare a incontrare personalmente e a salutare. Quello degli assembramenti, guardi direttore, noi sabato abbiamo avuto il primo weekend, un test veramente importante, perché francamente questo tagliare l'orario come dispone il DPCM è sicuramente una grande fesseria, lasciatevelo dire, perché la gente chiaramente alle 6 esce dai locali. Avete visto i controlli, noi li stiamo facendo, i controlli sono mirati proprio a garantire che sia rispettato questo orario, e la gente si trova invece a uscire da là perché il gestore, preoccupato della contravvenzione, fa uscire i clienti, ma i clienti dalle 18 alle 22 cosa devono fare? Possono stare in città. Quindi andava alzato l'orario? Quindi sì, l'orario, allora, a prescindere, personalmente ci doveva essere un lockdown di 15 giorni, se no ce lo portiamo avanti. Adesso ci chiuderanno, poi ci lasceranno liberi per dicembre, poi forse ci richiuderanno senz'altro a gennaio, ma si chiudevano queste 2 settimane. Sarebbe stato garantito sicuramente, da come leggiamo, da come sentiamo, anche il medico che era qui prima di me ha detto, insomma, la cosa che io approvo e condivido, cioè chiudevamo prima, oggi avevamo una curva diversa dei contagi e chiaramente saremmo magari stati graziati durante il periodo delle feste, che chiaramente è un periodo molto più importante, soprattutto anche per i negozianti. Ma tornando ai controlli che sta effettuando la polizia e le forze dell'ordine in genere, ripeto, i controlli sono serrati proprio per non creare né un disguido chiaramente al gestore, ma soprattutto per coordinare un assembramento diverso da quello che si è proposto anche sabato. Sabato abbiamo assistito in centro a Pordenone, guarda, non serviva andare sicuramente a vedere le immagini di Napoli o di Milano, perché noi abbiamo riscontrato anche con la polizia municipale la chiusura dei bar, però la gente che dalle 6 alle 10 era in piazza in centro, sembrava un 31 di dicembre, quindi allora il buon senso non viene seguito, perché non è che dobbiamo stare a casa perché ci impongono dalle 6 alle 10 o dalle 10 alle 5 di mattina, dobbiamo stare a casa perché purtroppo il numero dei contagi, e guardate che a noi arrivano costantemente alla mattina i dati di tutta la provincia, da parte di tutte le forze dell'ordine, che, ripeto, trasmettiamo alla prefettura, la prefettura lo trasmette poi al ministero nostro e a quello della salute. E tra quelli, guardate che abbiamo in tutta Italia, e questo è aggiornato a poche ore fa, abbiamo circa 1323 poliziotti appartenenti alla Polizia di Stato in quarantena. Abbiamo anche noi in Friuli Venezia Giulia 32 casi, quindi non parliamo di piccoli numeri, e purtroppo si contano anche i 25 persone delle forze dell'ordine, solo, ripeto, della Polizia di Stato, 25 persone ricoverate e 3 già che hanno perso la vita. Questi sono dati di
pochi minuti fa, non di ore. Quindi credo che sia importante cercare di capire che non ci deve essere la paura della contravvenzione. Io però devo dire anche questo, che tutte queste notizie che ci assillano in tutti i canali, alla mattina, alla sera, al pomeriggio, creano tanta tensione. Guarda, io sono stato testimone, mi trovavo in un locale pubblico a Pordenone, sono stato assalito dal gestore perché per fare l'ordinazione ho tolto la mascherina, cioè io ho tolto la mascherina, ero seduto in un locale, solo all'interno del bar? Da solo chiaramente all'interno del bar, anche perché è il gestore che deve garantire il mio tavolo e il tavolo oltre a 2 metri, ma lì non c'era proprio assolutamente nessuno, anche perché le persone stavano nei tavoli di fuori. Allora bisogna dire ai gestori un'aggressione in un bordello, quindi esatto, la situazione perché sociale, la tensione, io ho cercato di far capire che non è così, non si può stare a ridosso del banco a bere in piedi, non si può stare in piedi fuori. Ma il distanziamento dei tavoli è già garantito dalla buona educazione, dalla buona conduzione del gestore, che deve mettere i tavoli a 2 metri, ma comunque non c'era nessuno, perché lungi da me commettere un reato in prima persona, però voglio dire che l'esaltazione è resa anche da queste cose. Io voglio concludere con una notizia positiva, visto che oggi anche noi ne abbiamo date negative. Dobbiamo fare gli auguri al nostro direttore, perché qualche ora fa è diventato giornalista professionista, e quindi al caro direttore Alberto Comisso le mie congratulazioni, perché ha dovuto studiare tanto ed è meritata. Grazie, ciao Alberto. Assolutamente, ha anticipato quelli che erano gli auguri che volevamo fare anche verso la fine del telegiornale Raffaele Padrone, ma ci uniamo ovviamente. Sì, sono studi importanti con la tenacia, la caparbietà insomma, che ci ha messo in questi mesi, non trascurando ovviamente la famiglia e il lavoro, la famiglia prima e il lavoro poi, quindi davvero da parte di tutta la nostra redazione, la famiglia gli è stata vicina. Assolutamente, infatti complimenti al nostro direttore Alberto Comisso, che ritroveremo tra l'altro domani qui in diretta. Grazie Raffaele Padrone, grazie a voi per essere stato con noi. 2 tragici incidenti nel Veneto, entrambi dall'esito mortale. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio.